Adesso, a penalty, edizione pasquale, rivediamo invece una partita di Champions League, anzi di Coppa dei Campioni, un indimenticabile Milan-Real Madrid. Gullit tocca forse con un braccio, l'arbitro fa proseguire, non filtra il pallone, intercettato da Gordillo, toccato a Paco Llorente, il quale viene fermato da Ancelotti che dà Tassotti da questo a Gullit. Gullit lavora sullo stretto, un ottimo pallone, trova l'inserimento, da quindi ad Ancelotti, Ancelotti destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti. Ancelotti al 18esimo porta in vantaggio il Milan, grandissima conclusione di Carlo Ancelotti. Rivediamo il destro vincente che non lascia scampo a Buio, prodezza di Ancelotti. Rivediamo ancora, vedete come carica il pallone con il suo destro, perfetta la coordinazione, tiro centrale ma imprendibile per Buio, Milan in vantaggio, tripudio sugli spalti. Tassotti calibra il suo cross, il colpo di testa di Rijkaard del 2-0 per il Milan, grande stacco di Rijkaard, sono due. Rivediamo Tassotti, morbido il suo pallonetto, osservate Rijkaard, grandissimo colpo di testa, nulla da fare per Buio, 2-0. E Frank Rijkaard rivaleggia in bravura con Ancelotti, siglando il stupendo secondo gol per il Milan. Ancora intercettano con Ancelotti, splendida la sua prestazione ai rossoneri. Ora è Donadoni punta Sancis, da Gullit, triangolo leggermente troppo lungo, fa in tempo comunque Donadoni a mantenere la palla in campo, punta ancora Sancis, serie di finte, cross, Gullit, gol! E sono tre, bellissima azione e Ruud Gullit mette dentro a tempo scaduto il terzo gol, perfetto l'assist di Donadoni, grande l'incornata di Gullit. Di Sale, Buio, 3-0, grande Milan. Rivediamo ancora questa ennesima prodezza dei rossoneri, la stupenda elevazione di Gullit, il terzo gol, Milan splendido. Maldini, Van Basten, Donadoni, Costa Curta, largo Tassotti, il passaggio è per Rijkaard, si defila Colombo, il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol clamoroso di Van Basten, stupenda azione del Milan, 4-0. Quarto minuto del secondo tempo, Marco Van Basten, vedete la combinazione olandese, il colpo di testa di Gullit, l'arresto di Van Basten, il controllo, il sinistro impietoso che trafigge ancora Buio. Rivediamo Gullit, Van Basten, sono 4, Gragnuola di reti. Ora naturalmente il ritmo è molto scemato, c'è Donadoni che va a battere questo tiro dalla bandierina, il Real sembra avere alzato ormai bandiera bianca, ecco Donadoni che ha ricevuto da Tassotti, parte il suo tiro ed è gol! Buio non mi è parso nella sua serata migliore stasera e per il Real si profila una disfatta storica. Gol di Donadoni. Rivediamo, vedete il tiro a pelo d'erba, astuto, Buio è spiazzato, non ci arriva, sono 5-0 al 15esimo del secondo tempo, gol di Donadoni.
Erano gli ultimi 2 servizi che abbiamo inserito in questa puntata speciale di Pasqua di Penalty, che si conclude qui. A tutti naturalmente auguriamo le buone festività, sia per quanto riguarda la giornata di oggi, che ormai volge al termine, ma soprattutto per la giornata festiva di domani, lunedì dell'Angelo. A tutti auguriamo buona Pasqua e naturalmente noi ci rivedremo la prossima settimana a partire dalle 19:30 di nuovo con l'agonismo. In un certo senso ritornano i campionati dilettantistici, siamo in piena atmosfera play-out e play-off, per cui appuntamento alla prossima domenica. Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. Più vicino profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, l'azzurro impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande. Intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende